questa è la cinta muraria molto restaurata, questa porta molto restaurata all'inizio di questo secolo, e questo è il museo cittadino dove sono stati raccolti quello che si è recuperato dai palazzi. Questi affreschi che si vedono vengono dal Palazzo Altang e sono tra le più alte testimonianze sanvitesi di livello veramente altissimo. Ecco questa Sibilla con questi occhioni aperti sul futuro di altissimo livello, pisanelliana quasi. Ecco, diciamo che qui a San Vito al Tagliamento voi avete una quantità di tesori che meritano giustamente, no? Lei mi parla della pittura d'affresco ed è un tesoro di inestimabile valore. E di altissimo livello anche. È naturale, ne avete però una quantità praticamente incalcolabile di tesori, quindi è giusto che quando il Tagliamento fa un po' i capricci si allertino non soltanto i militari ma anche la protezione civile, la protezione civile che è qui appunto bella e pronta. Cosa stiamo vedendo adesso? Questo è un affresco di Andrea Bellunello. Certo, però giustamente il nostro regista Rodolfo Ruberti ha sospeso il filmato, sa per quale motivo? No, per un motivo importante. A proposito, io prima citavo la protezione civile, vedete che sono qui tutti allertati anche con questi bellissimi cani che sanno il loro lavoro. Bravo, sei molto bello. La Domenica del Villaggio è sempre in diretta da San Vito al Tagliamento insieme ai sanvitesi. Dopo il maltempo di ieri adesso è riapparso un po' di sole, è di buon auspicio e come vedete sono apparsi anche i bambini. Abbiamo qui una piccola sanvitese di adozione, si chiama Jennifer, guardate com'è carina. Non ha voluto però venire in braccio a me, ho cercato di prenderla in braccio ma non voleva saperne. Vuoi venire Jennifer? Vediamo un po'. No, vedete che non vuole. Invece non vuole venire in braccio a me neanche Angelo Battel, vero Angelo? Penso proprio di no. E per fortuna, per fortuna. Un quintale sarebbe troppo. Angelo, direttore della biblioteca di San Vito al Tagliamento e esperto di usanze e cultura locale. Direi di sì. Ecco. Ci offre il pretesto questo bellissimo coro, queste Stellutis Alpinis. Tu dicevi prima che ti sembrava latino e in realtà la nostra lingua è la trasformazione originale di quel latino che si parlava proprio nella X Legio. È un latino che si è trasformato e ha dato origine al friulano, con un patrimonio ricchissimo di poesie, di tradizioni. A proposito di poesie, dicevamo prima che qui Pierpaolo Pasolini non soltanto ha abitato, ma ha dedicato anche poesie e un romanzo addirittura. Io direi di sì. Lui abitava in un paese qua vicino, ma San Vito ha stampato i primi libri. E io direi questo, merita questa unione con il gruppo corale a una lirica pasoliniana, no? È dedicata proprio alla nostra acqua e dice: fontana di aga del me país, a noi aga più fresca che tal me país, fontana di rustica amore. Fontana, che tradotto praticamente dice sarebbe... fontana d'acqua del mio paese, non c'è acqua più fresca che nel mio paese, fontana di rustico amore. Ecco, perché l'acqua effettivamente qui è benedetta e talvolta maledetta quando succedono cose come sono successe in questo periodo. Dico bene, Angelo? Sì, direi di sì. No? Come tutti i tesori possono essere positivi e negativi, come l'energia in fondo. No? L'energia ci dà del bene ma ci può dare, se usata male, del male. Insomma. Guardate che modo di passare la domenica hanno qui a San Vito al Tagliamento. Fanno alte disquisizioni poetiche e culturali sull'acqua, sulla poesia. Invece Rosita, che è una persona molto più pratica, è andata a vedersi la materialità dell'artigianato locale. Davide, io sono uno dei miei angolini prediletti, sono nell'angolo dove sono tutti gli artigiani. Qui sono in compagnia del gruppo, aspettate, signora buongiorno, voi che gruppo siete? Siamo il gruppo del centro diurno di San Vito al Tagliamento, centro sociale.
E fate, guardate che meraviglia, questo golf l'ha fatto la signora, mi stava dicendo, l'ha fatto a Ferri, bellissimo. Poi c'è questa coperta, tutti i lavoretti, i cuscini, fra l'altro anche i cesti fatti da voi. Sì, sì. Vabbè, lei insomma è bravissima, che vede delle cose stupende. Fra l'altro a me viene un pochino di tristezza vedere queste cose, perché noi donne, mi ci metto pure io, donne moderne, non sappiamo farle. Io mi sono messa a lavorare a uncinetto, sono riuscita, ecco, a fare giusto una presina, neanche due, una. Questa è la signora. Buongiorno signora, come va? Bene, sì. Come si chiama lei? Irma, giusto? Irma, sì, giusto, sì, sì. Ha 86 anni la signora Irma, guardate che meraviglia, che centrini che fa. Mi stava spiegando. Io ho fatto 2 tovaglie anche per la chiesa, bellissimi. Ah sì? Sì, sì. Bellissime. Beh, io vedo anche qui i cuscini. Quanto tempo ci vuole a fare uno di questi centrini, questi qui grossi, tipo queste tovaglie? Qualche mese. Qualche mese? Però, sì, sì, insomma. sì. Però lavoro. Lei insegna, ha insegnato le sue nipoti a lavorare? Lei gliel'avrà Non insegnato hanno sua mamma? passione. Non hanno passione? Si stufano. Facciamo un appello perché venga la passione e il tramandare queste cose, che è un peccato. Grazie signora. Ora allora andiamo da questa parte e vediamo. Ciao, eccoti qua. Tu sei? Gian Antonio. Gian Antonio, tu hai 25 anni, giusto? 25, sì. C'è anche, aspetta, vieni, ciao. Tu? Io sono Claudio, ho 30 anni. Claudio, 30 anni e 25. Loro, guardate, fanno. Questo l'hai fatto tu? Sì, praticamente facciamo mobili, facciamo tutto su misura, facciamo anche serramenti e tutto quanto Tutto con legno. con legno, Tu hai fatto tutto la, massiccio. tu hai fatto la scuola, tu invece non hai fatto la scuola? No, non ho fatto una scuola attinente al mestiere, sono un perito elettronico, però in questo lavoro ho trovato la mia passione. Cos'è e che mi hai fatto dedico tu, per a esempio? questi Quello l'hai lavori fatto artistici. tu? Sì, l'abbiamo fatto lì nella nostra ditta, è una credenza ispirata al 700, un po' arricchita con degli intarsi, con dei lavori Bello. di taglio. Un leggio e dopo uno stringilibri per una biblioteca ad hoc. Grazie ragazzi, bellissimo. Adesso passiamo in un altro angolino. Sono qui in compagnia, eccolo qua, buongiorno, signor Cesare? Cesare. Cesare e lei il figlio? Il figlio, Enzo. Enzo. Sì. Allora Cesare, io lo voglio dire, ha 90 anni, perché insomma 90 anni non glieli darebbe nessuno, eh. Come va? E lei che cosa fa? Voi lavorate a ferro battuto? Sempre quel ferro battuto di una volta e la continuazione. E adesso il figlio mi aiuta a fare. Ecco, lei gli è stato tramandato e mi raccontava prima da suo nonno, Sì, quindi proprio sì. una famiglia di artigiani di ferro battuto. Intera È riuscita a battuta. tramandarlo a suo figlio, solo che lei si è fermato perché non riesce a tramandare questa passione. Sì, perché non ho un figlio o una figlia. Ah, E allora però non anche una figlia potrebbe, Sì, no? sì, un po' no, non penso. Troppo non penso, faticoso? Sì, troppo faticoso, cioè, non so. Beh, però oggi le donne- Se deve lavorare col martello, non so, l'incudine, non so, la Sì, lo so. forgia. Però oggi le donne fanno di tutto, adesso fra un po' vanno pure a soldato, possono pure mettersi a fare gli artigiani del ferro battuto. Buongiorno. Buongiorno signori. Lei è? Sono il tecnico Aspetti, Vendrame. Buongiorno. E il Sono consulente di questa cooperativa che sta operando nella zona del San Vitesio. Io ecco, volevo presentare, lei è? Il Casaro, Antonio. Antonio, ciao Antonio, cosa stai facendo? La ricotta? La ricotta. Ecco, guardate qui, la sta proprio, in questo momento la sta facendo. Quanto tempo è che stava preparando il tutto? Un'ora e mezza. Un'ora e mezza? Insomma, qui devo dire, Davide mi starà invidiando sicuramente, perché lui gli piace qualunque cosa, soprattutto il formaggio. Guardate qua adesso, se mi accompagna lei, spiega un po' qui che cosa c'è. Eccolo, qui abbiamo la produzione caratteristica di questo montasio che viene prodotto in questa zona. Formaggio tipico di qua. Formaggio tipico di qua che viene prodotto in questa zona del San Vitese, ma più, diciamo così, nel contorno della provincia di Pordenone, provincia di Udine e anche parte del Veneto in particolare. Quindi è un formaggio caratteristico DOC. Ma dai, Sì, è DOC è come, diciamo così, disposto dal decreto Presidente della Repubblica il 10 marzo 1986. precisissimo, ma mi dica il formaggio ubriaco, Ma il perché formaggio- non si trova dovunque, forse solo Eccolo. qui? Esattamente, il formaggio ubriaco è una tipica lavorazione qui di questa zona della San Vitese, eccolo, e viene chiamato ubriaco così per dare un po' un nome, un po' di fantasia, perché viene maturato stagionato nel vino. Ma dai. E quindi il vino le dà un certo odore e un certo sapore caratteristico di questo tipico di formaggio. Davide, assaggia il formaggio ubriaco, voglio dire, hai assaggiato tutto, io purtroppo non assaggio perché il formaggio dopo mi ingrassa un pochettino, no, sto scherzando. Comunque Lo assaggerò t'aspetto, perché sicuramente passerai da volentieri, queste Rosita, parti. lo assaggerò volentieri, anche se adesso vorrei farvi notare che i bravi cani della protezione civile si sono messi a terra in posizione di riposo, perché siccome è uscito il sole, benedetto il sole, non c'è più bisogno dell'intervento della protezione civile. Certo.
Questa qua è una unità cinofila altamente specializzata, interviene in caso appunto di calamità naturali come... Ecco, quando però la calamità naturale... Noi rientriamo alla base e loro vanno a dormire. Vabbè, chiaro, con meritato riposo, e un applauso se lo meritano anche loro, Ma sinceramente. direi, sono bravissimi questi animali. E sono bravissimi naturalmente gli uomini della protezione civile. Ogni domenica mattina Rete 4 mette a disposizione di qualcuno che ha qualche cosa da dire, non soltanto al paese nel quale ci troviamo, ma a tutta l'Italia, mette a disposizione, dicevo, i microfoni della Domenica del Villaggio. Bene, a San Vito al Tagliamento noi abbiamo trovato una persona, una ragazza giovane, Elena Pin, che deve fare un discorso che sinceramente mi ha toccato il cuore. Credo che toccherà anche il vostro. Sentite cosa ha da dire. Buona giornata a tutti. Se sono qui credo di dover ringraziare innanzitutto il Comune di San Vito al Tagliamento che ha ospitato questa originale iniziativa, nonché la società operaia di Mutuo Soccorso Istruzione che mi ha coinvolto in nome dei molti giovani che amano la scrittura e che amano la poesia. Se in questo frangente mi vedete qui è solamente perché forse in questi pochi attimi ho la presunzione di voler spiegare a tutti i giovani come me come la poesia sia diventata importante soprattutto in questi ultimi anni. La poesia ha accettato molti di noi come dei giovani, scusate l'emozione, dei giovani che avevano per loro solamente, grazie, che avevano per loro solamente dei pochi versi ed il loro nome per farsi avanti. Il mondo della poesia ha accolto tutti loro, tutti noi, e soprattutto grazie alla Sonsi siamo riusciti ad entrare nel mondo dell'editoria. In poche parole vorrei solamente dire che la poesia non è solamente una cosa che va studiata, che va letta dai libri, ma in modo particolare e soprattutto una spinta, una cosa molto positiva, solamente un aspetto positivo della società che molte volte rischia di essere troppo materialista e consumista, dimenticando i propri sentimenti. Quello che vorrei dire oggi lo concludo facendo un appello soprattutto ai giovani e rivolto ai ragazzi come me che amano scrivere. Io vorrei solamente dire di avvicinarsi al mondo della poesia anche leggendo tra le righe e non solamente studiandola oppure leggendola dai libri di scuola. Elena, bravissima, grazie. Non ti devi assolutamente, come dire, dispiacere perché ti sei emozionata. Solo le persone sensibili come te si emozionano e quindi è giusto che tu fossi emozionata parlando per la prima volta davanti a tutta l'Italia. È partito il Calesse, sono in compagnia del sindaco Luciano Del Fre, buongiorno. Buongiorno, benvenuta. Grazie, che stavamo dicendo, c'è una giornata splendida, proprio apposta per farsi un giro sul Calesse. Fra l'altro questo cavallino mi hanno detto che una volta faceva le gare di trotto e aveva pure vinto una bella gara. Allora, signor sindaco, io volevo chiederle, ma qui esiste l'estate di San Martino, si dice, giusto? Sì, sì, c'è un periodo dell'anno dove viene il sole, a novembre è l'estate di San Martino. E che questa? Anche questa, oggi è arrivata questa fortuna, ecco. Beh, c'è una bella storia da raccontare rispetto a questo, nel senso storia. Rifà un po' al nostro essere qui, zona di campagna. Un tempo San Vito, che ha una superficie abbastanza grande di territorio, fino alla seconda guerra mondiale, i proprietari terrieri erano pochi, avevano i mezzadri che lavoravano nei campi. I mezzadri vuol dire famiglie numerose che poi metà del raccolto lo davano ai proprietari. Sì. E purtroppo proprio nel periodo di San Martino, cioè finite le raccolte, veniva mandato via la famiglia che non funzionava più e veniva accolta una nuova famiglia. Ecco. E quindi in questo periodo si manifestavano per alcune famiglie disperazione che poi dovevano essere costrette ad andare poi emigrare all'estero. E quindi quello era un giorno oramai E quindi era un giorno. ricordato? Ecco, oggi non lo ricordiamo molto volentieri, Perché non diciamo esistono più, perché sono tutti i padroni delle proprie terre sono oggi, diventati infatti. oggi padroni. Infatti. Abbiamo 860 aziende agricole oggi. Infatti. Poi c'era un'altra curiosità, io so che qui anni fa c'è stato un periodo che sono emigrati e sono andati all'estero, no? E c'è stata una famiglia importante, la famiglia Iacuzzi. Certo, la famiglia Iacuzzi. Che ha una storia particolarissima. Sì, è bella anche conoscerla, proprio è stata raccontata anche a me. La famiglia, 4 figli all'inizio del Novecento, sono andati
in Stati Uniti d'America. Sì. E il padre, per mandarli, Sì. ha venduto il proprio terreno con sul raccolto e li ha mandati in America. Da lì poi hanno cominciato, dato che erano tutti figli con qualche genialità, soprattutto Sì. nella meccanica, hanno inventato in particolare il motore a turbina, che è servito durante la guerra di Vietnam a superare il motore ad elica. Perché ha fatto si fortuna, incastravano tutte le erbe alghe, delle le alghe. cose. Ed è quindi poi rientrato uno dei figli, utilizzando questa prima scoperta e avendo un figlio che aveva una disgrazia, era poliomielitico e aveva bisogno quindi di molti massaggi, ha utilizzato Rosita. questo e ha inventato l'idromassaggio. Rosita, quindi le guarda vasche in ad idromassaggio alto. elettrico. Davide, Rosita, che succede? Guarda in alto. Guarda di qua. Buongiorno, io sono qui in compagnia di Alessio, ciao. Ciao. Senti, guardate, cioè qui non si sa da che parte incominciare. Intanto ieri sera siamo stati a mangiare da voi e devo dire siamo stati benissimo. Raccontami un po' perché... Aspetta, scusa un attimo, prima partiamo buongiorno, del pane, perché anche c'è qui il signor... Bortolussi Paolo. Ecco, signor Paolo, mi dica la particolarità di questo pane. La particolarità è che questa è una campionatura del pane che viene prodotto dai 7 panifici qui di San Vito al Tagliamento. Ma io vorrei soffermare l'attenzione del pane di zucca, che è questo pane qua, che ha una tradizione ormai in questa città. Devo dire che un gruppo di ragazzi in una frazione qui vicina, si chiama Rosa, portano avanti questa tradizione con una festa che è proprio finita da qualche giorno e che trova molti consensi. Ma fra l'altro, scusi, dico, fra l'altro vedo che la zucca è molto importante perché tu adesso mi sembra che hai portato una serie di piatti a base di zucca o di erbe. Sì, abbiamo fatto quasi tutto a base di zucca, tranne le erbe. Sì, un bel giro all'urna che contiene i numeri corrispondenti ai telespettatori che hanno telefonato. Don Nicola, buongiorno. Buongiorno. Noi non ci siamo conosciuti Non ci siamo prima. ancora incontrati. Ecco, adesso io la metto subito al lavoro perché lei, senza guardare, dovrà estrarre dall'urna il numero vincente. Chiudo gli occhi. Prego, Don Nicola. Eccolo qua. Maresciallo, lei ha controllato che Don Nicola non guardasse? Punto attendibilissima, ha estratto il numero. Molto bene, e il numero vincente, io so già qual è. Guardi qual è? Guardi qual è? Vedo. Adesso lo faccio vedere anche a voi, è il 453. e 11, la domenica del villaggio in diretta da San Vito al Tagliamento, dove è spuntato il sole. Guardate che cielo azzurro, che miracoli fa la domenica del villaggio, che miracoli! Hanno rintracciato il signor 453 che spero sia in linea con noi. Pronto? Pronto, signor Mengacci, buongiorno. Pronto? Pronto? Oh, dunque, la sento piuttosto male perché la piazza di San Vito è molto molto grande, però intuisco che si tratta di una signora. Sì. Come si chiama? Sono Maria. Mi scusi? Maria. Maria, benissimo. Da dove chiama Maria? Siamo dalla provincia di Milano. Mi scusi, purtroppo... Non mi sente? Non riesco proprio a sentirla. Dalla provincia di Milano, Sì? ho capito. Allora, Maria, lei dovrà indovinare, sfidando un sanvitese, una regione italiana nella quale la domenica del villaggio è stata o non è stata. Io le permetto di scegliere il suo sfidante guardando quale pegno metterà in palio come premio di consolazione qualora non vincesse il viaggio in Italia. Rosita le mostra questi premi di consolazione, che poi mi consolerei io volentieri con questi premi, perché guardi cosa c'è. Ma non ti basta consolarti con me, Davide? Allora, eccoci qua. Numero 1, non ti distrarre. Chi sei? Ciao, sono David, sono di San Vito, chiaramente. Ti conosco, t'ho pure già visto, io ieri sera al ristorante. Chiaramente. Propongo queste maglie. Sono bellissime. E va bene, ma che particolarità? Hanno la particolarità che sono le maglie ufficiali delle squadre di rugby del 90% a livello sia nazionale che internazionale, oltre ad essere un capo abbastanza casual e giovanile. Ecco, quindi gli amanti sportivi, se la signora è un'amante sportiva, eccolo qui. Numero 2, tu sei? Natalie.
e vi presento dei prodotti tipici delle nostre terre, quindi friulani, ma in particolare sanvitesi. Abbiamo la ricotta, abbiamo i vini, i toccai, verduzzo, quindi aromi splendidi, i biscotti di San Vito che abbiamo fatto da pochi anni e sono dolcissimi e gustosissimi, e il formaggio Montasio. E suppongo la signora, se è una buon gustaia, debba scegliere questo. Ciao, tu sei il numero 3. Scusami Rosita, Yes. scusami Rosita, Dimmi. io se perdo a qualsiasi gioco, Sì. come premio di consolazione sceglierei Natalie. Io potrei anche offendermi comunque, adesso, perché invece sono una che non si offende facilmente. Tu sei il numero 3, chi sei? Io sono Gianluca, rappresento la cooperativa Futura di San Vito e vi offro questi pezzi di ceramica artistica decorati a mano dai nostri ragazzi e se vi piacciono sceglieteli. Va bene. Allora li lascio, però gliele dico che è mia. No, l'ho vinta a me. Va bene. Per punteggio 8-10. Va bene, però non è giusto. Non è giusto. Ti te consolite guardandola. Va bene, io quando vengo al suo bar io lo vedo. Ecco, però, te la metto in però è mia. Beh, che lei come polemica non scherza, Ecco, lei no, però no. è stato eletto. Senz'altro, Ecco. la targa è mia Con e fortuna, gliela faccio con vedere. fortuna. Come con fortuna. Sì, La faccio vedere. Scusa, io sono più polemico di lui. e questo mi rendo conto, signor Sì, Reggi, se non me ne adesso accorgo. però. Oggi, lei- non ieri però. Ecco, oggi non ieri, perché ieri era un altro giorno. Sì, domani come- sarà ancora Ieri più polemico. Ieri pioveva. Oggi c'è il sole. E oggi domani più polemico domani ancora di oggi. Perfetto, allora la targa la tiene la lei. tengo io e lei e gliela fa vedere ogni Sì, tanto. ogni tanto, va bene? In quanto polemica non si scherza. Dunque, signor Sindaco, devo ringraziarla. Lei ci ha accolto in modo simpaticissimo, ha dei concittadini spiritosi, allegri, divertenti. Abbiamo passato la domenica mattina indimenticabile. Io non avrei mai creduto che saremmo stati così bene. Grazie a voi, perché voi ci avete dato l'opportunità. Grazie naturalmente al maresciallo qui. Testolin che ci ha aiutato, e grazie ai suoi uomini che hanno mantenuto l'ordine pubblico anche se non ce n'era bisogno. Con difficoltà, perché con tutte le persone appunto che hanno partecipato a questa trasmissione abbiamo avuto un bel da fare nel contenere. Sì, però siete stati bravissimi voi carabinieri, grazie. Padre Nicola, grazie anche a lei che ha intercesso col suo principale e ci ha fatto uscire il sole. Sì, è arrivato in tempo. Lei ha una linea diretta, proprio un telefono rosso, come il Presidente degli Stati Uniti. Il suo telefono com'è? Bianco con le alucce. Bianco. Cosa c'è, Rosita? Senza luce, ma Sto parlando di alucce. A te ti stanno per crescere però, no? Volevo dire che c'è il regalo che il sindaco di San Vito fa per il sindaco della prossima al festa sindaco Veniamo. di Guardia Grele in provincia di Chieti. Che regalo è, signor sindaco? Ecco, questa è una stampa fatta da un nostro concittadino, il professor Virgilio Tramontin, che è un cittadino importante e famoso. È la piazza, è la piazza di dalla San quale Vito, abbiamo visto trasmesso di la là. Domenica del Villaggio. E allora, Rosita, noi diamo appuntamento a tutti i nostri amici a domenica prossima. Buona domenica a tutti! Palloncini, la Domenica del Villaggio. Grazie, buona domenica a tutti. Col sole in faccia, bella da morire. Che bella Italia, mezza americana, ma la domenica l'Italia vera. Che bella Italia, tutta da viaggiare, che si innamora con una canzone. Come si fa a non lasciarci il cuore? Dimmi come si fa.